fino a, giusto? Fino a un massimo di, questo è l'emendamento. L'emendamento può essere proposto, basta Ma bocciarlo. certo, ma certo. Io vorrei però precisare questo e dico esattamente quello che ho detto prima. Noi siamo qui per sostenere Fondazione Musicale Santa Cecilia. Se con un emendamento, e poi lo voteremo, se con un emendamento noi impediamo all'ufficio ragioneria di sottoscrivere e avallare la convenzione, non stiamo sostenendo Fondazione Musicale Santa Cecilia, stiamo facendo altro. Presidente, scusi, volevo aggiungere, ma mi pare abbastanza provocatoria la proposta del consigliere Terenzi. No, e rispondo in questa maniera, cioè mettere tutta questa questione sotto questo punto di vista vuol dire non sostenere Santa Cecilia, speculare dal punto di vista politico, e io le risponderei in questa maniera qua. Noi saremo ben lieti di accettare questa proposta, noi la pensiamo come voi, ma di fronte a un parere tecnico che diciamo, non avalla questa modifica e questo emendamento, vuol dire non finanziare Santa Cecilia, cosa che in questo momento state facendo voi. Adesso chiedo per l'ennesima volta, allora, dottor Datri, per l'ennesima volta, anche se l'ha ripetuto bene in commissione, prima lei si è scusato dicendo forse non sono stato chiaro, invece affermo io che lei è stato chiarissimo in commissione, infatti mi ha sorpreso l'affermazione del consigliere Terenzi e mi ha fatto talmente specie che a quel punto non è che non avesse capito, l'ha riproposta in questa sede per fare totalmente politica e non entrare nella questione. Quindi per l'ennesima volta le chiedo, se fosse approvato questo emendamento, lei avalla o no tutto quello di cui abbiamo discusso prima, in quanto dirigente del comune di Portogruaro? Ovviamente non ho nessun'altra posizione, non posso avere nessun'altra posizione che questa. Allora, due cose da dire. Allora, gli atti possono essere approvati anche senza il visto di regolarità contabile. È successo altre volte, per cui voi siete liberi di approvare anche senza il mio parere. Io ritengo la responsabilità che è propria dei consiglieri. Io ritengo che il rispetto delle norme e la tutela delle persone facciano sì che qualunque responsabile di area economico-finanziaria non possa prescindere dalla sottoscrizione di una convenzione di servizio. Quindi io non posso dare il visto di regolarità contabile ad un atto che non sia organizzato come ho cercato di spiegare, quindi come un atto che trasferisce dei finanziamenti ad una fondazione in cambio di alcune attività che vengono svolte. Il fatto di levare fino ad un massimo e quindi subordinare l'erogazione all'esito positivo della rendicontazione vuol dire in sostanza dire, semplifico in modo estremo, ti do i soldi a prescindere da quello che fai. Questo a mio giudizio non è possibile. Sì, ma fino a un massimo vuol dire io guardo la rendicontazione, se va bene è uguale al massimo, se va male è minore del massimo. È una... Sì, comunque ok. Allora, tecnicamente adesso abbiamo capito benissimo. Perché quello che dice il dottor Datri è superabile a mio modestissimo parere dagli atti di rendicontazione. Quando ci sono degli atti di rendicontazione che evidenziano che il contributo è stato impegnato ed impiegato in attività nel dettaglio evidenziate nella Convenzione e che trovano riscontro nei rendiconti presentati dalla Fondazione, a mio parere non c'è nessun disconoscimento del razionale della Convenzione. No, aggiungo questa cosa qua. Allora, una convenzione è un'obbligazione tra due parti. Nel momento in cui io dico ti do 150.000, io ti do 150.000, come diceva Totò, a prescindere. In questo modo io dico, io ti do fino a un massimo di 150.000,
se fai le cose che abbiamo concordato. Se succede qualunque cosa, ma può succedere anche che la fondazione dice sono riuscita a erogare questa attività, sono riuscita a fare l'estate musicale, semplifico, risparmiando dei denari. Allora il comune dice bene, quanto hai risparmiato non te lo trasferisco. Questa era la logica che sottostava a questa convenzione, che è stata, parlo solo della parte tecnica, che è stata lavorata con molta attenzione e con molto impegno, ve lo assicuro. Grazie, dottor D'Atri. Prego, consigliere Barro. Consigliere Terenzi, il suo è un ragionamento che potrebbe in linea di principio funzionare, ma è esattamente un ragionamento all'incontrario, perché lei parla di rendicontazione, ma io in teoria do un contributo quando ho un progetto e dopo rendiconto, e questo è il principio dell'opera di cui è stato fatto questa cosa qua, perché è chiaro che se io ho fatto dei progetti per 150.000 euro avrò un contributo di 150.000 euro. Questo è il principio di salvaguardia di questa convenzione. Non è che io ti do 150.000 euro e tu tappami i buchi che li devo spendere, non è così il principio, non è così che ragiona un'azienda, non è così che deve neanche ragionare un'amministrazione. Questo è il principio di fondo, che è diverso, è perché sono convinto che saranno sempre dati 150.000 euro. Questa è l'idea, che è un'idea prioritaria di questa convenzione. Consigliere Terenzi, prego. Allora qui, a nostro modo di vedere, si continua a giocare su un equivoco. Si continua a giocare su un equivoco perché si dice, oh, finalmente abbiamo cambiato registro con la Fondazione Santa Cecilia, adesso la Fondazione Santa Cecilia dovrà presentare dei progetti. Bene, scuola di musica, non so da quanti decenni la fa, quanti decenni, non lo so, comunque da molto. Il festival, bene, le stagioni concertistiche, bene, il decentramento dei concerti nel territorio, bene, andiamo avanti, la presenza a manifestazioni pubbliche, la collaborazione con le scuole. Io potrei leggere, ma non ho il tempo, non ho il desiderio di leggere tutte le attività previste in questa convenzione, e qualcuno mi può dire che fino adesso la Fondazione Santa Cecilia non ha operato in tal senso per il comune di Portogruaro? Comunque chiudiamo il dibattito, avete già fatto dichiarazioni. Ascolti, collega Barro, lei, proprio lei, sposta molto spesso i suoi interventi dal centro del tema. Lei, proprio lei, ecco. Io non ho mai assunto che il nostro gruppo è il tutore della cultura a Portogruaro. Scusate signori, sono le... Io le ho fatto una domanda: come avete potuto voi votare la convenzione nel triennio precedente che prevede... No, non l'ha spiegato. Signori, per cortesia, sono le mezzanotte e 10. Io pongo in votazione adesso l'emendamento e poi la convenzione. Ho voluto spiegare che questa attività che voi ora chiamate progetti, la Fondazione Santa Cecilia l'ha sempre fatta e certamente è in grado di rendicontare per quanto opera e per quanto fa. Grazie consigliere. Quindi signori, io adesso pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento proposto dal consigliere Terenzi, e quindi la frasetta, per cortesia, me la ridice, dottore. Togliere fino a un massimo di. Chi è favorevole all'emendamento? 3 favorevoli. Chi è contrario? Stai contando? Chi si astiene? 1 astenuto, 3 contrari e il resto, 3 favorevoli e il resto contrario. Quindi l'emendamento è bocciato. Adesso, signori, poniamo in votazione la nuova convenzione. Prego. Per dire che, anzi a conseguenza di quanto abbiamo detto nel corso di questi 3 anni e anche in questa sede di Consiglio, considerato che rimangono ancora margini di incertezza nei confronti della Fondazione Santa Cecilia, noi ci asterremo nel voto di questo provvedimento. Ok, grazie consigliere. Quindi convenzione
Chi è favorevole? Stai vedendo Massimo? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La convenzione è approvata. Il Consiglio Comunale si chiude qui, il resto degli argomenti passeranno al prossimo Consiglio Comunale. Ringrazio e saluto il pubblico presente, il pubblico da casa. No, perché può dirti allora... Sì, hai sulla cartellina...